Ve ne parliamo. Noi abbiamo voluto creare un luogo magico che al di là della capacità artistica serve a tutti per passare dalla realtà alla fantasia. Basta oltrepassare una porta e si rimane un po' in sospensione in queste tele dipinte fluo e tra queste scenografie che sono fatte tutte con semplice cartone, quindi materiali molto poveri, molto semplici, e sono state raccolte da noi dalle varie scenografie di spettacoli che abbiamo fatto ai campionati mondiali e anche ai campionati italiani. Abbiamo voluto radunarle in questo luogo per dare un po' di sollievo mentale e per dare spazio alla fantasia di grandi e piccoli. Sì, abbiamo la sezione Body Art che appunto contiene tutti i nostri lavori di una decina d'anni, quindi sono tutte gigantografie di lavori che abbiamo fatto in Italia e anche all'estero. E poi abbiamo la sezione pittura con il pittore Gianfranco Tonin che ci fa vedere alcune sale i suoi lavori di ritrattistica in matita con un segno di una raffinatezza eccezionale per arrivare a un'evoluzione di quadri effettuati con la plastica di riciclo. Quindi lui fa ha un impegno verso l'ambiente attraverso la realizzazione di queste marine che ormai sono devastate dalla plastica e appunto realizza le marine con la plastica stessa. Sono da vedere. E infine, ma non infine, abbiamo anche la fotografia. Abbiamo Paolo Danieli che presenta una serie di fotografie che vanno dal romantico all'ironico all'autoironico con degli autoritratti che vanno visti, non si possono spiegare a parole. E anche altre figure immerse in acqua con delle luci che quando io ho visto quelle foto mi sembrava il paradiso. Però bisogna vederlo, ripeto. Quindi un invito a tutti? Sì, sì, e poi abbiamo un'ultima sezione sempre fotografica di Ilaria Guidolin e Sergio Libralato che hanno fatto un progetto in bianco e nero realizzato nel comune di Mezzano, Trento, uno dei borghi più belli d'Italia. Hanno fatto compenetrare la figura umana nella natura, nel bosco, in mezzo alle rocce, quindi una cosa davvero emozionante.